Buonasera a tutti. Io intervengo su un argomento che è molto interessante per Povoletto, che è una realtà del vino, della vitivinicoltura storica e sicuramente con un futuro che si presenta piuttosto interessante anche alla luce delle iniziative dell'amministrazione comunale e dei produttori che rappresentano in questa generazione una sensibilità particolare. 2020 Povoletto, racconti di vino, con in questo logo d'apertura il nome delle aziende che hanno aderito a questo progetto e che può essere appunto esaminato con calma da chi seguirà questo video, che vale la pena indubbiamente di essere osservato. Si parla delle entità, delle superfici, ma anche dei prodotti, e si parla di bottiglie. Parliamo di bottiglie in un territorio che nelle generazioni precedenti non imbottigliava, ma vedeva un buon bianco, un buon rosso della casa o sfuso. Le cose sono decisamente migliorate, come vedremo adesso in corso di presentazione, e degne di essere confrontate con zone, dicono, più blasonate e meritevoli comunque di essere citate. Mi interesso nel giugno del 2007, per conto dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che si trova a Siena dal 1987, di Povoletto, e lo intitolo Povoletto, terre di ville e vigneti. Direi che dopo 13 anni questo titolo pare ancora, corretto, perché i vigneti sono decisamente migliorati, le ville sono state restaurate, quindi chi viene qui, l'eno turista che viene a Povoletto, si ritrova due o anche più momenti interessanti e degni di essere portati avanti. Io di Povoletto non sapevo molto, salvo quello che i miei nonni, Pio Fabbro e Romilda Sebastianotto, mi raccontavano quando ero in età scolare, e quindi magari un po' premuroso per capire i significati di questa loro esistenza, contadina con la C maiuscola, trasferita poi in un'esperienza a Fogliano, Re di Puglia, dove il nonno era fattore in una nota azienda agricola e vitivinicola. Nel tempo, operando per conto della Direzione Regionale Agricoltura, seguivo i rapporti della vite e del vino con il Ministero dell'Agricoltura, e allora ripresi i contatti con Adriano Degano. Citare Adriano Degano in Povoletto è una cosa estremamente importante. Chi era Adriano Degano? Questo è mio nonno, mia nonna, mio padre e le mie due zie. E i nonni ovviamente avevano il cuore del migrante che sognava gli anni giovanili qui in quel di Povoletto, e che vedevano ovviamente, pur con tutte le fatiche che caratterizzò la loro generazione, in occhio veramente, veramente positivo. La sorella di mia nonna era la mamma di Adriano Degano, per cui ci legava una parentela che abbiamo mandato avanti positivamente negli anni, ed è stata veramente proficua. Non dimentichiamo che Adriano Degano per 40 anni fu il presidente del Fogolar Furlan di Roma. Adriano Degano, una persona che a Povoletto ha dato tutto, e a Roma parlava, direi, nei momenti migliori, ma non soltanto per malinconia o nostalgia, proprio con cognizione di causa. Era un rapporto veramente meraviglioso, e per cui io da loro imparai molto. Ma rientrando nel tema che mi è stato affidato, parlare della vendemmia di quest'anno. Allora, io faccio parte di Assoenologi ben volentieri da moltissimi anni, dove ho avuto dei maestri importanti, e noi annualmente alla fine di agosto ci incontriamo per una discussione che si chiama una prevendemmiale, dove facciamo un'analisi di quella che è stata l'annata e quelle che potrebbero essere le proiezioni nel settembre-ottobre che seguirà. Quest'anno l'abbiamo fatta a Corno di Rosazzo il 19 agosto, Villa Nachinica Bassi, che poi se leggiamo 1720 vuol dire che ha 30 anni e 300 anni di vita. E la sintesi che oggi faremo anche per arrivare alla vendemmia 2020 si basa
sul 2016, 2,17, 2,18 c'è un motivo che vi dirò in corso di presentazione e 2,19. Vendemmia 2,20, chi ha parlato a Villa Nachini Cabassi, chi ci ha illustrato per il meteo, dottor Marco Virgilio, un nome importante, per l'agronomia il dottor Giovanni Bigot, quindi un agronomo, per l'enologia il professore Emilio Celotti dell'Università di Udine. Quindi prima Virgilio, il nostro amico Giovanni Bigot, e per l'enologia Celotti Emilio dell'Università di Udine. Ovviamente i 285 enologi facenti parte dell'associazione non potevano stare tutti come invece in passato si riusciva a stare, per cui correttamente, come si deve in funzione del Covid-19, abbiamo assistito per quasi 3 ore ad veramente un convegno di altissimo interesse, cui è stato presente anche il presidente, il direttore nazionale Brogioni, venuto appositamente da Milano. Ecco, e alla fine ci siamo incontrati appunto con relatori, i rappresentanti delle organizzazioni professionali, i relatori appunto e le istituzioni, e abbiamo praticamente tratto le prime conclusioni, che non è vendemmia a bocce ferme, perché la vendemmia il giorno 19 doveva ancora iniziare. Cosa è successo dal 2,10 al 2,15? Il vigneto Friuli viene stravolto da un mercato nuovo che penalizza i vitigni storici, Toccai e Merlot in primis, non solo gli autoctoni. Ribolla a parte, questo magari il mio presidente, che è oggi qui con me, Rodolfo Rizzi, su questi argomenti qua sarà più profondo, ma si parla anche di alcuni bordolesi di Borgogna che, per le mode che sono la crescita delle bollicine di Prosecco d'Aglera e soprattutto il Pinot grigio, e questo purtroppo ha segnato un po' la fine di questi vitigni storici. Ovviamente non vi tedierò con dei numeri, però possiamo sin d'ora, vedendo che su un totale di 23,5, quindi siamo praticamente nel 2015, già vediamo che andiamo a 25.000 ettari, di cui metà sono dedicati a Pinot grigio, Glera, e pian pianino cresce quella ribolla gialla che per una vita rimase a 150, 200, 300 ettari, quasi decuplicando le proprie superfici. E questa è un'altra visione di questo progress del Pinot grigio, del Prosecco, e di queste miserie dei primi protagonisti, Merlot e il friulano ex Toccai, che negli anni 80 insieme rappresentavano praticamente l'80% della viticoltura regionale. Cose incredibili, cosa cambia? La Glera cresce un po' la Malvasia, il Pinot Nero, la Ribolla, lievemente il Traminer aromatico, costante il Pinot grigio e gli altri a seguire. Quindi sono dei dati che fanno indubbiamente riflettere. Nel 2016 partiamo da questo dato, fu una bella vendemmia, bella tranquilla, come al solito un po' di siccità, combattuta con le irrigazioni di soccorso e non quindi di forzatura, e poi diciamo una quantità quieta e anche abbastanza rispetto al 2015, un lieve aumento. Ci trovavamo in altra sede, allora voi vedete che eravamo tutti molto più rilassati e sorridenti di quanto lo fossimo quest'anno, perché allora si poteva fare così, si poteva stare vicini, parlare, discutere con il mondo politico, che ci è sempre stato vicino, allora come ora, e con anche il servizio repressione frodi di Conegliano Veneto, giornalisti e quant'altro. È la stessa cosa che facciamo oggi, proprio per trasferire la nostra esperienza a chi vede, diciamo, questo progetto. 2017 avevamo 4 disgrazie: gelo del 21 aprile, grandine del 6 luglio, tromba d'aria il 10 agosto, siccità nei mesi di luglio e agosto. Allora uno dirà, è meglio cambiare mestiere. Niente vero. Vino poco ma eccellente nonostante le 4 disgrazie. Io ve le ho citate adesso e qui sono riunite in un periodico. Allora, questa benedetta gelata non eravamo preparati, perché questo veramente, su questa spendo una parola di più, perché
ci eravamo dimenticati che il Friuli fosse soggetto anche alle gelate. Allora che si fa? Si fa in modo empirico, si cerca di tamponare questo problema in un progressivo abbassarsi delle temperature che vanno da 5, 4, 3, 2, 1, sai che se andiamo a 0, meno 1, meno 2, meno 3, la vendemmia ce la sogniamo. E allora vediamo che in alcune aziende fanno come avevano insegnato i nonni dei nonni, bisogna scaldare paglia, fieno, quello che si trova, una cosa incredibile. Quindi memorizzate queste fotografie perché noi speriamo di non rivederle mai più, perché siamo preparati a tante cose, ma la gelate purtroppo no. Sarà un caso, il 17 aprile 97, i vini del 1997 vengono ricordati a memoria d'uomo come vini di una annata eccezionale. Non c'è mai un disastro che alla fine non provochi qualcosa di positivo. Così lo fu per tutti i vini, e noi lo proviamo tuttora in alcune verticali, e così lo fu nel 2003 anche per le varietà, in particolare rosse. Voi ricordate, una vendemmia molto calda. E adesso il 21 aprile del 2017, questa è l'ultima. Allora, varietà, sviluppo esposte a macchia di leopardo, va bene, questa è la situazione per cui quando il fiore, il germoglio comincia a essere pronto, viene bruciacchiato, per cui la vendemmia ce la sogniamo. È una cosa veramente incredibile. Un sistema che è sempre valido per combattere attivamente la gelata è quella di utilizzare l'irrigazione a pioggia bagnando tutto il fogliame, e viene fuori un effetto molto strano che chi ignora queste cose dice qui avete bruciato, avete rovinato tutto. Non è vero, perché questa sicuramente è una delle poche vigne che con questa bagnatura, poiché il ghiaccio genera calore, si è salvata. Quella cosa che si è salvata è una cosa ben curiosa. L'8 aprile 2003, allora io ero responsabile del servizio fitosanitario della provincia di Gorizia, e feci il medesimo lavoro non solo su vigneti ma anche su pereti. Frutteti e vigneti furono salvati con l'irrigazione a pioggia. E questo sono a Merna, vicino all'aeroporto di Gorizia, e venne praticamente attivato la bagnatura l'intera notte finché il sotto zero ritornò in positivo e questo pereto venne salvato. Allora nel 2018, memore del disastro dell'anno prima, un'azienda utilizza una strategia eolica antigelo, Mariano del Friuli, Corona, e se voi passate per Corona, che c'è un'omonimia, non è? Ecco, io la chiamo Corona Vinum perché fanno dei vini estremamente interessanti, però questo ti richiama al coronavirus, purtroppo. E allora voi vedrete delle strutture che praticamente muovendosi, non è che generino elettricità, non sono eoliche, questo praticamente è un maxi ventilatore che è sufficiente per difendere i vigneti soltanto con l'uso di queste pale. È una cosa veramente innovativa per noi italiani, è una cosa nuova, costosissima, però chi non vuol perdere una vendemmia assolutamente la fa, zero fuori stagione, maxi ventilatore, protegge le vigne. Non dimentichiamo questi segnali di grande progress che alcuni produttori vitivinicoli riescono ad attuare. 2017 prevedibilmente gelo qua, gelo là, si va circa almeno 15% rispetto all'annata precedente. Andiamo quindi a 1.570.000 ettolitri sui 41.000 italiani che però si beccarono il meno 24%. La vendemmia 2018, uva abbondante, vino buono, lo virgoletto per non dare l'impressione che noi siamo sempre così troppo generosi con i nostri vini. Siccità e qualche grandinata. È appena il caso anche di spendere una parola che anche la vendemmiatrice meccanica è notevolmente migliorata nel tempo, dà dei risultati eccezionali, cose che erano impensabili quando venne partorite.
temperature degne dell'Africa che tormento, ecco la siccità. E questo purtroppo è un fenomeno che capita tutti gli anni. Lavorando in pede collina e in pianura, l'utilizzo delle irrigazioni di soccorso, magari sotto fila e non a pioggia, riesce tutti gli anni a salvare. In collina, vedete il tubo praticamente all'altezza da 20-30 cm da terra, qui è un pino grigio perfettamente salvato. E in collina bagnare è piuttosto difficile, come è praticamente difficile se non impossibile il ricorso alla vendemmiatrice meccanica. Grandi nel Cormonese, nella Bassa Friulana, curioso che le grandinate vengono a pelle di leopardo, a macchia di leopardo, chiedo scusa, però vengono di norma nella seconda decade o prima decade del mese di luglio. È una curiosità, ma quando viene sicuramente non risparmia le automobili, ovviamente, ma dato che a noi interessa i grappoli e le uve, eccetera, quindi i grappoli sono già formati. Basta e coglio decine di richieste dei danni. Questa è una cosa, ecco, questo è un effetto di una grandinata che sicuramente non darà in quella vigna un vino di alta qualità. Però, dato che siamo ancora un po' indietro col raccolto, perché manca più di un mese, quello che rimane potrebbe ancora dare dei risultati buoni, non dico eccezionali, non vorrei essere frainteso, mentre se l'umidità viene sostituita da una ventilazione, la Bora per esempio, dell'Alto Adriatico, vediamo che questi colpiti praticamente o rinsecchiti a un certo momento, o grandinati, chiamiamoli come vogliamo, si asciugano e non c'entrano più. Ecco, allora siccità nel Cormonese 2018, vendemmia generosa più 25% sul 2017, dove il Friuli comunque anche da noi abbiamo una produzione piuttosto consistente. Allora, 2018 ci sono vari momenti che portano una grande immagine al Friuli Venezia Giulia grazie ad Asso Enologi. 2018, 73esimo congresso, dove lo teniamo a Trieste, ma ha una valenza per tutto il Friuli Venezia Giulia, dal 4 all'8 luglio 2018. Il nostro presidente nazionale Riccardo Cottarella venne in Friuli ripetutamente e con lui stabilemmo in modo particolare fra Rizzi e Cottarella un filo diretto che tuttora è invalido, ma allora ci aiutò a fare un congresso memorabile, davvero memorabile. E Riccardo Cottarella già allora diceva andrà tutto bene, si riferiva però al congresso di Trieste, in questa magnifica piazza che veramente chi l'ha vista di notte è rimasto scioccato positivamente, e quindi anche i capi storici dell'enologia del Friuli Venezia Giulia, Piero Pittaro, che è stato, come voi sapete, presidente nazionale e anche mondiale di enologi, indubbiamente coglie l'occasione per portare la sua testimonianza, così come il nostro Rodolfo, così come moltissimi anche protagonisti della scienza mondiale. Pensate che lì eravamo quasi 800 persone, di cui almeno 200 stranieri, e chi ha fatto gli interventi, cinesi compresi, tanto per non dimenticarmi, queste scuole emergenti in perfetto inglese sicuramente hanno lasciato il segno, come il mitico Angelo Gaia di Barbaresco, sostenibile e resiliente, così Carlin Petrini, cioè voi pensate un po' chi si è spostato per venire in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo Ferraro che segue degli interventi con i produttori, quindi Herman, Maurizio Felluga, Cottarella e Rodolfo Rizzi, ma anche la GDO, cioè la grande distribuzione organizzata, è rappresentata da chi? Da Valerio Civa, che ha i tenimenti in Bella Zoia di Povoletto, che è la neo città del vino in cui oggi ci troviamo. Quindi è una cosa anche interessante dire che se ci siamo spostati a livello mondiale per far conoscere anche questa realtà è una cosa veramente positiva. Largo ai giovani, ce n'è parecchi, i politici ci sono stati vicini ripetutamente positivamente, e anche ovviamente persone del calibro di Bruno Vespa, che non manca mai ai nostri congressi e ha servito non poco a far conoscere al mondo intero quello che di buono si è fatto nella nostra terra.
Curioso, prima voi avevate visto un 2018 in rosso e allora nel 2018 io le vendemmie non le ho fatte in Friuli, le ho fatte in California, e in California con un amico enologo. Qui siamo nell'azienda di Francis Ford Coppola, quello del Padrino, più noto come regista del Padrino probabilmente che non come enologo. E qui siamo in un vigneto di Zinfandel e vediamo una cosa curiosa di cui poi ho scritto anche su riviste specializzate. Vediamo, come vedete, pianura e alta collina. Qui si lavora a mano, hanno degli messicani di norma che vengono a vendemmiare, però direi che la scuola italiana e quella francese qui sono dominanti. Come entri in Sonoma, in Napa Valley, ti imbatti in questi lavori e dici, sarà mica? No, questi sono eolici per fare energia elettrica che nulla hanno a che vedere con quello che vi ho fatto vedere prima in provincia di Gorizia, cioè a Corona. E allora abbiamo approfondito l'argomento del gelo. Se a noi capita ogni 10-15 anni, in California, oltre agli incendi che da anni capitano ripetutamente e creano dei problemi veramente incredibili, anche il gelo si presenta ripetutamente, tant'è che quando uno prepara un terreno per fare la vigna, prima di mettere i pali inserisce una struttura eolica che la vediamo, eccola qui già in funzione. Quindi prima questa, dopo i pali, dopo le barbatelle e dopodiché si fa l'impianto. Ecco, questo volevo farvelo vedere per dire che se lo fa la California vuol dire che loro si beccano le gelate tutti gli anni e non come noi. Matera è una città mozzafiato che veramente ci ha lasciato commossi per come la tengono, è veramente un gioiello dell'UNESCO. Questo è bene che lo abbia l'UNESCO con la U maiuscola, però si è parlato ripetutamente della bontà organizzativa che noi abbiamo dato al congresso di Trieste. Una cosa incredibile, fra una foto, una relazione, una traduzione, sempre con il nostro Borzoni, con Sartori, direttore dei vivai cooperativi di Rauscedo, con 800 persone puntuali con traduzione simultanea, vi dico con delegazioni che non finivano più, veramente una cosa, e con la nostra del Friuli Venezia Giulia, bella, compatta, motivata e unita come nello stile che ha impresso il nostro presidente Rodolfo Rizzi. È venuta anche a trovarsi il ministro dell'agricoltura, che è chiaramente intervistata da Bruno Vespa, e a Senolosi all'incontro degli auguri del dicembre 2019 lo facciamo da Nando a Mortegliano. E chi ci dice che andrà tutto bene? Roberto Giuliani. Vi dice niente questo nome dell'attuale sindaco di Mortegliano? Questo è il famoso comandante dei carabinieri di Mani Pulite, è quello che nel 1992 mise le manette a quanti più furbastri potessero esistere, dal Pio Alberto Tribuzio e giù a seguire. E chiaramente anche lui dice andrà tutto bene, un incontro assolutamente positivo. Questo è il nostro consigliere praticamente nazionale, Calzavara. Eccoci qua, qui siamo alcuni, c'è Marco Virgilio ancora, anche di questo diamo ampie e finisce buon 20 e 20. Ci lasciamo col sorriso, lo spumante della staffa, e a questo punto qua andrà tutto bene e stiamo entrando nel contemporaneo. Andrà tutto bene, però il mese di marzo, voi sapete che col 1° di marzo ci cambia la vita, tant'è che Cottarelli dice ma tenete duro perché andò peggio con la crisi del metanolo. È ben vero che quella fu una crisi epocale, soprattutto per le varietà Bacca Rossa, dai famosi banditi Ciravegna, ve le ricordate, di Narzole? Ecco, una cosa incredibile, il danno che riuscì a fare con estrema ignoranza, e più ignoranza che cattiveria, e dice vediamo se andrà tutto bene. Andò peggio col metanolo. Ci siamo ritrovati praticamente tutto l'anno a fare videoconferenze rigidamente mascherati, sentendoci, anche chi non utilizzava l'iPhone, il telefonino, il computer,
pur di essere insieme, e appena il 4 giugno del 2020 riusciamo a stare insieme pur con le cautele che il Covid imponeva. E vediamo però che le cose, non c'è niente da ridere, crollo del vino italiano, ma soprattutto della esportazione. Vediamo fra i vitigni, vi ricordate i dati che vi ho citato prima in sintesi? Qui cosa succede? Oggi il Pinot Grigio è con 7.840 ettari il primo in Italia, il secondo è il Prosecco, anzi Glera più correttamente, 6.682, e terza arriva la Ribolla con 1.549. Tutto il resto dimenticato, piangeremo sul latte versato, perché gli agronomi ci insegnano che per fare una grandissima qualità bisogna lavorare con viti vecchie. Viti di 20, 30, 40 anni danno dei sughi eccezionali. Se noi continuiamo a correre come fossimo in un orto a cambiare la lattuga con le carote, tanto per cambiare, ci stiamo giocando e ci stiamo già giocando due grandi varietà. Io cito sempre i grandi Tokai e i grandi Merlot, che ormai li abbiamo tolti quasi tutti. Bene fa il presidente di Coldiretti regionale, dice sarà in ritardo, meno vino ma di ottima qualità. Ci prende perfettamente alcune patologie della vite. E vediamo per esempio che ricette, patologie le abbiamo riscontrate un po' sul Pinot Grigio, un po' di Peronospora, il Tokai che voi sapete è un po' volubile, che quando decide di collassare collassa, quindi va a terra. Allora capite, avere la vendemmiatrice meccanica pronta, perché con i voucher adesso per motivi burocratici hanno segato le gambe agli studenti e ai pensionati. E la vendemmiatrice meccanica quando serve entra dentro, ti risolve il problema. Le ricette: distillare, vendemmia verde, se sei verde vuol dire che non si vendemmia, riduzione delle rese DOC. In collina che fai 110 quintali, cosa vuoi ridurre ulteriormente? I massimali, lo stoccaggio, sospensione del Prosecco Rosé. I veneti, che sono molto più avanti e coraggiosi di noi, stanno già partendo col Prosecco Rosé. Il prossimo anno prevedono 12 milioni di bottiglie, altro che sospensione del Prosecco Rosé. Ci sono 6 case che stanno lavorando alacremente in questo Glera o Prosecco. Parliamo di un 70%, 75, 80 se non mi ricordo esattamente, più il Pinot Noir. Ecco, quindi pensate a questa valvola che è il Prosecco. Vedo al bivio, andiamo in depressione o in resilienza? Punto di domanda per chi guarda questo progetto, questo PowerPoint, questa presentazione da casa. Dal 1 marzo la crisi, Oreca, hotel, ristoranti e enoteche chiusi, consumatori agli arresti domiciliari, convegni e conferenze proibiti e sostituiti da webinar online, un lockdown mondiale, quindi c'è poco da stare. Mentre al contrario la GDO, vi ricordate che ho citato prima la grande distribuzione organizzata? Ok, vi ricordate che c'era nelle autodichiarazioni la possibilità di domenica di andare a prendere da mangiare, quindi viveri, supermercato e poi anche i giornali in edicola. Sono aumentati in modo spropositato i consumi in famiglia, questo sarà un problema per chi avrà dei problemi epatici, quindi anche per il mondo della medicina ci sarà qualcosa da mettere a punto. Si sono attivate con le consegne a domicilio chi aveva la possibilità di farlo, non sempre da remoto. Da remoto è una frase purtroppo bestiale. Meteo, agro, eno, gennaio, agosto 2020, mediamente siccitoso, giugno a parte, grandi localizzate, non gelate, criticità, vi dicevo prima, Peronospora sul Pinot Grigio, quindi rapida vendemmia e siamo ai primi giorni del mese di settembre. A seguire Tokai e Merlot, previsioni eno, gradazione nella norma, discreti più profumi, quantità lievemente inferiori al 20 e siamo arrivati alla vendemmia 20 che è andata avanti tutto il mese di settembre, concentrata, un mese di sole, temperatura ideale 14-28 die, quindi escursione termica. Un solo giorno da dimenticare, un diluvio il venerdì 25 del 9, è stato un settembre eccezionale. Escursione termica con più profumi, la quantità lievemente inferiori, con punte del 15-20 nel Pinot Grigio, ma dovremo andare sul 7%. Sarà sicuramente una qualità ottima. Fra i vitigni vi ho già detto prima come il momento, siamo circa
sul 7% in meno, e la vendemmia, chi l'ha vista quest'anno ha detto erano anni che non vedevamo una vendemmia così bella. Peccato che non ci siano i voucher, perché adesso la burocrazia, come ho detto prima, sta scassando un po' certi sistemi che erano ormai consolidati, e vediamo che lavorando a mano è anche un divertimento, come lo è sempre stato. Belle uve, prima eravamo nella zona di Iplis, quindi colli orientali del Friuli, e qui siamo praticamente nel Collio Cormonese, e questa praticamente è il Monte Quarin. Vendemmiatori, chi li trova beato lui, ci sono le cooperative, direi che ogni azienda ha fatto quello che poteva per venirne fuori. In pianura dominante la vendemmiatrice meccanica, che ha fatto dei lavori tempestivamente e in modo veramente eccellente. Noi ci ricorderemo quando eravamo bambini che si andava dai nonni, che abbiamo visto in esordio, io andavo dai miei nonni a pigiare come fanno queste bambine, però la gioia di allora oggi ce la scordiamo e viviamo un po' di ricordi. Noi continueremo a presentare l'immagine del vigneto Friuli Venezia Giulia, come lo stiamo sempre facendo, a vari livelli. Lo stiamo facendo grazie alle città del vino 2019-2020, dopo Sequalze e Moraro è il momento di Povoletto, ma questo è un argomento che abbiamo affrontato e anche molto sviscerato insieme al presidente nazionale Floriano Zambon al municipio, al comune di Gradisca di Sonzo, con il nostro presidente che poi concluderà diciamo questa mia introduzione. C'è il sindaco di Aquileia, il presidente nostro, e la nostra rivista. E anche noi chiaramente ben collegati con i sistemi informatici, anche ben noi come si usa, ben staccati eccetera, e Povoletto, terra di vite e vigneti, oggi come oggi diventa uno dei protagonisti di questa realtà bellissima, che è sicuramente migliorata con le attuali generazioni, e seppur un anno difficile almeno si godrà questa ciliegina sulla torta che è la partecipazione, la missione nelle città del vino. Abbiamo dei paesi veramente eccezionali, delle frazioni dove si va dalla altissima collina alla medio collina e alla pianura vocata, che sono veramente meritevoli di essere portate ad esempio. E non dimentichiamo, e qui dulcis in fundo, Savorgnano in corso di elevazione quale sottozona DOC nel disciplinare di produzione del Friuli Colli Orientali. Povoletto, benvenuta nelle città del vino, e grazie per l'attenzione. E adesso io prego il mio presidente Rodolfo Rizzi di trarre un po' le conclusioni a bocce ferme, perché lì eravamo ancora nelle previsioni. Ormai le vendemmie sono finite, è tempo di Travasi, per cui io adesso ti cedo il microfono, e dopodiché sarà la volta del coordinatore regionale delle città del vino, Tiziano Venturini, di concludere questa giornata che spero sia stata di vostro interesse, e un plauso veramente all'amministrazione di Povoletto e di tutti gli sponsor che hanno dato una mano affinché riuscisse per il meglio, perché veramente di questi tempi chi organizza è meritevole, gli venga assegnato un bel monumento. Grazie e buona serata a tutti.